Il quartiere di Sulanu, nato a fine anni 70 come appendice di Serargius, ormai ha una sua identità residenziale. Tanti sono i servizi che infatti può contare e che ne fanno una località richiesta da tanti per viverci. Ben 3 centri commerciali fanno vivere il rione con autonomia, con tanti supermarket, non mancano i ristoranti, addirittura 3 banche. Insomma, un quartiere che ha i requisiti di un centro residenziale è autosufficiente perché sono presenti farmacie, tabacchini, ufficio postale. Nell'appendice Selargina sono presenti anche asili nido, pubblico e privato, la scuola materna, quella elementare e le medie. Dal punto di vista sportivo i ragazzi hanno solo l'imbarazzo della scelta tra tennis, nuoto, basket e calcio, che hanno sede nel quartiere. Da segnalare che Sublanu vanta il più grande ciclo tennis privato della Sardegna, con piscina, campi calcio, calcetto e persino squash. Un quartiere residenziale quindi che ha le caratteristiche di un centro autonomo che vanta ben 2 parchi molto gettonati e una zona con villette a schiera chiamato quartiere dei Monti per il nome delle strade. Un appendice Selargina abitata però da cagliaritani in maggioranza ma da tanti originari di tutte le parti della Sardegna, molti dei quali lavorano nei vicini ospedali. Un quartiere residenziale quindi che conta anche su 2 rotatorie come quella davanti al Bruzzo e in via Pier della Francesca, che renderanno gli accessi e il traffico più sicuri. Che Sublanu sia molto gettonato si può constatare dai prezzi degli appartamenti in vendita, che hanno quotazioni alte rispetto anche ad abitazioni in centri considerati residenziali a Cagliari.